Calcio e basket, sport così diversi per tante situazioni ma che mettono in comune la gestione del gruppo e delle risorse umane. Questo parallelismo è stato oggetto di approfondimento dell'evento in auditorium allo Stadio Friuli con protagonisti due eccellenze dei rispettivi sport in regione, vale a dire Attilio Tesser e Stefano Pillastrini. L'obiettivo è quello che i giocatori giochino insieme, che stiano bene insieme, che riescano a vincere delle partite che spesso valgono tanto e che provocano anche momenti di grande tensione e pressione. Quindi è chiaro che da un punto di vista tecnico-tattico sono cose diverse. Hai detto bene, il basket si gioca con le mani, quindi la palla la puoi manovrare diciamo con molta più precisione. Credo che nel calcio per esempio il gioco senza la palla abbia un'importanza, anche nel basket ha un'importanza straordinaria, ma nel calcio ancora di più, perché ci sono 22 giocatori in campo e uno alla palla, nel basket ci sono 10 giocatori in campo e uno alla palla, non è la stessa cosa. Simile c'è solo la forma della palla, non il peso, ma anche il successo di quelli che sono forse gli sport più famosi nel paese. Attività di sport agonistico dove ci si deve superare, affinità che si lavora con delle risorse, quindi con dei ragazzi, con dei calciatori oppure con dei cestisti, e queste sono le affinità. Poi tutto il resto penso che sia un po' diverso dalle dimensioni del campo, si gioca coi piedi, si gioca con le mani, palazzetto, quindi sono tante cose diverse, ma la risorsa principale che sono le risorse umane penso che sarà il dibattito di vicinanza e comunanza che legano di più oltre alla bellezza dello sport, calcio e basket.